Ciao a tutti amici, da Napoli all'87, il giorno dopo di Napoli-Juventus Supercoppa Italia, il Napoli perde per 2-0. Allora, prima di partire con il video, come sempre vi invito a lasciare un bel like, l'iscrizione al canale, attivate la campanellina per restare sempre aggiornati con i video di Napoli e condividete il video con i vostri amici ed i vostri parenti. Ragazzi, la prestazione un po' deludente, un po' scadente. Io ieri ho fatto un video dove mi sono espresso un po' così, visto che la partita sì, l'ho vista ma a tratti perché ero in live e comunque essendo in live sì, ho visto la partita, però ero anche concentrato molto sulla live e sui commenti che mi scrivevano i miei ospiti. Non mi è piaciuto l'atteggiamento perché il Napoli sì, ha creato quelle 2 o 3 occasioni da gol pericolose rispetto alla Juventus, però non ha dato mai quella sensazione di essere così pericoloso. E poi non ho visto mai un contropiede da parte del Napoli con Lozano, con Insigne, che pure abbiamo giocatori veloci lì avanti. Mi ha deluso tanto Petagna, mi aspettavo tanto da Petagna, che ha fatto l'unico scarico per Insigne e poi non si è visto più. Petagna è stato nullo dalla difesa della Juventus, è stato annullato. Cosa devo dire? Lozano ha avuto quelle 2 palle gol, una nel finale al 95esimo e una nel primo tempo dove su un cross di Demme va vicino al possibile 1-0. Quelle sono state le occasioni più pericolose di tutta la partita. Però ragazzi, sono state queste 2 occasioni durante 95 minuti. Non è che abbiamo creato chissà cosa. La Juventus ha gestito la partita meglio di noi e alla fine l'ha portata a casa anche meritandola. Perché se tu sbagli le occasioni che ti capitano, alla fine poi vieni punito. E la Juventus alle prime occasioni che si ritrova nello specchio della porta ti ha castigato. Così è stato. Ronaldo è stato bravo lì a cogliere lo sbaglio di Manolas e Bakayoko e ci ha castigati. Così come nel finale, il Napoli ha avuto l'occasione di pareggiarla al 93esimo e ci siamo fatti prendere su un contropiede e ci hanno fatto il 2-0. Lì però capisco perché il Napoli era tutto sbilanciato a cercare il gol del pareggio e prendiamo la beffa. Passiamo all'episodio più importante, dove Mertens subentra al posto di un Petagna deludente e si conquista un calcio di rigore, ragazzi, che c'è, perché prende posizione su McKennie e McKennie calcia praticamente la gamba di Mertens. Non è il primo rigore che ho visto così. Ora non mi ricordo su qualche altro giocatore c'è stato. Calcio di rigore, ragazzi, che poi Insigne si prende come sempre la responsabilità. Però lo sbaglia, ragazzi. Sì, sbaglia un rigore decisivo. Perché questo è un rigore decisivo. Non ti faceva vincere la partita, ma ti portava su un pareggio che cambiava la partita. Poteva prendere la piega nostra, come poteva rivincere comunque la Juventus. La poteva comunque vincere la Juve. Però intanto tu la pareggiavi. La Juve non vinceva 2-0. Tu la pareggiavi e poi te ne andavi possibilmente ai supplementari. Così non è stato, però ragazzi non possiamo criticare il capitano perché ragazzi dovete capire che lì c'è tanto di responsabilità. E non è facile nelle partite così importanti, nelle partite così decisive che possono decidere anche una stagione se vogliamo o un trofeo, perché tutti sbagliano, da Baggia a Del Piero tutti hanno sbagliato e per questo dobbiamo stare vicini ora più che mai al capitano. Ragazzi, ci rifaremo alla prossima, tanto non è finita qui, ci saranno altre partite importanti. Sì, sono deluso per il risultato, c'è amarezza per il rigore che ha sbagliato, ok? Tutti sbagliano, come vi ripeto. Che devo dire, da parte della Juventus, ragazzi, Quadrato ha fatto un partitone. Non doveva nemmeno giocare, invece è stata una spina nel fianco per i nostri terzini, che nel primo tempo hanno fatto molto bene, Di Lorenzo e Mario Rui, poi l'ho visto in difficoltà nel secondo tempo, perché Quadrato riusciva spesso a saltarli. Poi facevamo inserire molte volte Kulusevski, McKennie. Insomma, la Juve è arrivata a tirare in porta, però tante volte fuori dallo specchio. 2 volte è arrivata ad entrare in area con il gol di Ronaldo e l'assist finale di Quadrato per Morata. Da parte del Napoli, ragazzi, Demme ha fatto una grande partita perché ha dato tanta qualità lì a centrocampo, però è stato l'unico. Bakayoko camminava in campo, ragazzi, non si poteva vedere, e poi ha fatto quell'errore lì in difesa insieme a Manolas, che insieme a Manolas secondo me sono stati i peggiori. Manolas su tutti, ma Bakayoko non è da meno.
Così come Petagna non mi è piaciuto, dal Napoli salvo Demme, salvo Lozano, Mario Rui perché comunque ha fatto bene nel primo tempo, poi sì, si è perso Morata, si sono persi entrambi Morata nel secondo gol, però ragazzi era partita finita, come vi ripeto, erano tutti sbilanciati, lì è colpa di tutti quanti, non solo di Mario Rui o di Lorenzo. Proprio Mario Rui e Di Lorenzo secondo me hanno fatto bene, così come Koulibaly. Ragazzi, dato che ci sono vi faccio pure le pagelle. Ospina, non mi sento di dargli le colpe sul gol di Ronaldo e nemmeno sul gol di Morata. E poi ha fatto anche una parata importante su Bernardeschi dove l'ha presa sulla linea, sicché mi sento di dare un 6 ad Ospina. Riguardo Manolas, ragazzi, è stato deludente, il gol dell'1-0, come vi ripeto, viene da una sua sciocchezza, da un suo rinvio sbagliato, ha svirgolato il pallone, poi ha fatto un altro paio di errori, addirittura stava per fare un'autorete. Manolas 4,5, ragazzi, deludentissimo, mi aspetto molto di più da un giocatore come lui, visto che è stato un leader della Roma, andava alla difesa della Roma, mi aspetto molto, ma tanto da lui. E per questo gli do un 4,5. Koulibaly gli do 6, perché Koulibaly secondo me ha fatto bene tutta la partita, sì qualche volta è andato troppo, è salito troppo a pressare e rimaneva qualche buco indietro, però comunque poi è stato sempre lì come un muro, non lo saltavi mai. Mario Rui e Di Lorenzo secondo me hanno fatto bene entrambi. Come vi ripeto, l'unica sciocchezza è stata nel finale dove tutti quanti erano troppo saliti e alla fine abbiamo concesso il gol di Morata. Ma sia Mario Rui che Di Lorenzo mi sento di dargli un 6. L'unico che secondo me è insufficiente in fase difensiva è stato Manolas. A centrocampo, Demme per come ha giocato e come vedo io si merita un 6,5, ragazzi. Sì, dici te, ma il Napoli ha perso, dovrebbero avere tutti insufficienze e al massimo una sufficienza. Invece io a Demme gli do quel mezzo voto in più, che ragazzi è fondamentale per il gioco del Napoli, Demme, e l'abbiamo visto. Le occasioni pericolose sono nate dai piedi di Demme, quell'occasione ghiotta di Lozano è nata da lui, da un regista che poi si propone anche in fase offensiva e mette il cross proprio pennellato per Lozano. Ragazzi, Bakayoko è un morto che cammina, Bakayoko, ma l'avete visto come gioca? Ma l'avete visto? È colpa sua e di Manolas se abbiamo preso il primo gol. Si fa trovare là in area, fermo come un baccalà, 5. Bakayoko 5 per Bakayoko. Mezzo voto in più a Manolas perché comunque, diciamo, alla normalità qualcosina ha fatto. Zelinski, mi aspetto di più da Zelinski, la qualità che ha. Mi aspettavo qualche tiro da fuori area, mi aspettavo qualche inserimento in più. Invece, ragazzi, è riuscito qualche volta a fare le sue giocate, come sappiamo, destro-sinistro, a saltare qualche giocatore della Juventus, però non ha inciso in questa gara, non è stato cattivo, per questo si merita un 5,5 Zelinski. Petagna 5, ragazzi, perché a parte qualche scarico per far tirare in porta Insigne, poi l'ho visto un po' perso nella gara, ha sbagliato troppi passaggi, impreciso, non mi è piaciuto. 5 per Petagna, Lozano 6 perché ancora una volta, ragazzi, è uno che suda la maglia, ci mette la sua qualità, la sua velocità e arriva comunque sempre al tiro in porta, è stato quello più pericoloso. Ragazzi, il capitano 5, bene nella fase difensiva perché aiuta tanto la squadra, però in fase offensiva ha fatto veramente poco, ha fatto fatica anche a ripartire, così come Lozano, a ripartire hanno fatto fatica, però a coprire lui e Lozano hanno dato tanto una mano al Napoli. Elmas un 5, ragazzi, perché è entrato, ma io sono andato da chi l'ha visto a cercarlo, perché non l'ho visto in campo, non ha toccato, ci ha toccato qualche pallone, ma l'avete mai visto tirare in porta o fare qualche occasione pericolosa o creare qualcosa di pericoloso, qualche passaggio filtrante, qualcosa? Niente, proprio inesistente. 5 per Elmas. Politano ha cercato di fare qualche cross, proprio da Politano, se non mi sbaglio, nasce l'occasione di Lozano nel finale al 93esimo. Forse Politano un 6, perché comunque entra anche all'84esimo. Io l'avrei messo prima a Politano, ecco. E Llorente, ragazzi, Llorente senza voto, anche lui entra all'85esimo, proprio tocca un paio di palloni ma inesistente, sicché non mi sento nemmeno di dargli un voto. E per ultimo mi lascio Ciruzzo Mertens, entra e in pochi minuti, ragazzi, si conquista un rigore.
E per questo gli do un bel 6 a Mertens. Bravo ad anticipare McKennie e prendersi sto rigore, ragazzi. Però anche lì, ragazzi, io Mertens l'avrei inserito molto prima, così come Politano. Però io non sono l'allenatore, Gattuso le scelte le fa lui. Gattuso 5, ragazzi, perché se il Napoli perde, se il Napoli non è cattivo, se il Napoli sembra un po' impaurito, le colpe sono anche sue, le colpe sono da come lui ha studiato sta partita e come l'ha gestita. E per questo si prende un 5. E niente, ragazzi, fatemi sapere voi cosa ne pensate nei commenti, lasciando un bel mi piace se vi è piaciuto il video, ma soprattutto, se non l'avete ancora fatto, iscrivetevi al canale. E niente, complimenti alla Juve per la Supercoppa, perché ha meritato di vincerla. Ragazzi, guardate, è stata una spina nel fianco per noi, e comunque devo dire che Arthur e McKennie in campo fanno la differenza per questa Juve. È totalmente un'altra Juve. Arthur sa gestire bene il centrocampo. Tu oltre a Arthur non ce l'ha un regista, deve giocare titolare, perché altrimenti faccio fatica a vedere uno che sappia fare il regista. Riguardo McKennie, ragazzi, è uno che si inserisce, un giocatore fondamentale per questa Juventus ed è l'unico centrocampista che sappia far gol. Riguardo noi, ragazzi, è andata male, tiriamoci sulle maniche. Insigne, perdoniamolo, perché, ragazzi, come vi ripeto, Baggio, Del Piero, Totti, tutti i campioni hanno sbagliato sti calci di rigore. Ma vi ricordate Baggio? Al mondiale sbagliò un rigore decisivo. Allora, ragazzi, sempre vicino al capitano, sempre vicino al Napoli, al di là del risultato, sempre e comunque. Forza Napoli, ragazzi. E comunque, ragazzi, non è finita qua la stagione, c'è la Coppa Italia, c'è l'Europa League e c'è comunque il campionato, che dobbiamo inseguire il nostro posto in Champions League, che è il nostro obiettivo. E niente, ragazzi, ci rifaremo in campionato. E buona giornata a tutti, amici. Da Napoli 87, come sempre, voglio forza Napolese.